In the Court of the Crimson King, è il titolo di un album anni 70, tu si posso dare del tuo chiaramente, è non dico il general manager, ma quasi. Il titolo di questa band, questo gruppo storico, di cui io collezionavo appunto i dischi prima di avviarmi al giornalismo, eccetera, eccetera, non proprio musicale di questi generi rock che amavo molto, dopodiché mi sono anche adattato con la radio alle canzoncine italiane, no, da trasmettere chiaramente per permettere di essere appunto ascoltati. I King Crimson, un gruppo con Robert Fripp che era il leader, e c'era In the Court of the Crimson King, quindi alla corte del re Cremisi. Perché questo? Perché qui stavamo parlando di anche to court, in un certo senso, del fatto che court può essere varie lingue, un significato diverso o comunque vicino, ecco, quindi, ma non proprio identico. E quindi court, allora siamo a Rimini intanto? Sì, amo Rimini, che già appunto conosco, ma io fondamentalmente anch'io devo dire, ecco, come Miami, no? Che veniva tradotto in spiaggia, la fonospiaggia, e quindi sono qui al Savoia, sono arrivato subito appena avete fatto la presentazione. Se venivo alla presentazione arrivavo dopo. Perché il bello delle presentazioni, anche delle guide, quindi tu stai in redazione, non bevi, non mangi, non ti lasci, e sei già pronto, hai tutte le informazioni, mentre se vai ufficialmente ti presenti c'è sempre qualcosa che ti trattiene. E quindi eccomi qua prontamente prima della grande ouverture, chiaramente facciamo passare Pasqua, e quindi si apre al pubblico qui a Savoia, chiaramente è operativo come albergo tutto l'anno. Assolutamente sì, non abbiamo mai chiuso. Ecco, rimane aperto, ma c'è questa insomma zona cara ai riminesi, ma anche perché Rimini era di Forlì, cioè era nostro. Io quando sono nato, io sono nato in provincia di Forlì. Esatto, quindi era tutto nostro. La redazione del Carlino, il mio direttore Enrico Zavalloni, parlava degli spettacoli chiaramente che si tenevano qua, appunto ne parlava da Forlì. Erano un po' arrabbiati quelli come Davide Nicolò, eccetera, eccetera, che avevamo, adesso non è più così, anzi forse penso si sia ribaltata la situazione. Prima era tutto Forlì, poi è stato Rimini Cesena insieme, e poi Rimini Cesena. C'è stato anche, non l'abbiamo saputo, non ce l'avete fatto sapere, secondo me. Faremo delle indagini. Quindi bene, ecco, sono qui all'Hotel Savoia, che è un albergo a cui io sono particolarmente legato, non che mi dispiace l'altro, chiaramente l'altro che c'è qua, no? Molto, molto felliniano, e chiaramente io sono nato un po' lì, in effetti, anzi lì devo dire ho proseguito la mia carriera, mentre invece sono nato ufficialmente qui come giornalista in giro per il mondo, frequentatore dei più belli alberghi del mondo, penso di poterlo dire, perché come ristoranti ho visto che ci sono anche altri, anche gli stessi chef girano parecchio anche loro, e sugli alberghi si fa un po' più dura, e quindi iniziai proprio qui al Meridian, quando era Meridian, no? Si chiamava Meridian, ed era nascosto il nome precedente, perché è una compagnia internazionale francese. Ho visto che qualcosa come clienti vedo che avete ancora, ecco, riuscite a mantenerli. Esatto, tenerli proprio alla francese. Quindi ecco, partecipai qua all'inaugurazione, vi ricordo, di inizio secolo, e vinsi appunto questi 2 viaggi nei Meridian. Nel mondo potevo scegliere, scelsi bene. Joan Le Perre, lì c'era Thierry Pecorel, general manager, che poi mi ha aperto tante strade. Idem a Londra, poi dove poi c'era ancora Marco Pierre White, celebre 3 stelle Michelin, maestro poi di Gordon Ramsay. Che dici Gordon Ramsay facciamo prima, ma prima c'era questo Marco Pierre, ecco, anche prima l'abbiamo detto, non so se Gordon Ramsay facesse il barista per Marco Pierre White, poi dopo ha iniziato, c'è tutta una serie di cose dove Marco Pierre White ha fatto questo nome francese, inglese, italiano. Quando io arrivai a questo Meridian, insomma, chi è? Non lo conoscevo, perché in effetti fa la storia, ma
uno come Bottura lo conosce perfettamente, anche perché penso sia stato il primo a scrivere un libro e a venderlo e a guadagnarci, perché veramente scrivere un libro e regalarlo ai clienti veramente è molto diverso. È stato un caso editoriale insieme a Michel Drax. Quindi ecco, diciamo che poi io, grazie a questo giro, questi test che poi ho fatto, sempre per lavoro, come dire, poi ho capito che grazie anche a internet, che iniziava allora, capito, si poteva dalla Romagna chiaramente occuparsi dello stesso modo, anche devo dire a grandi livelli, ecco, perché poi in Francia, devo dire, prima del Covid in effetti sono state fatte. Quindi sono particolarmente legato a questo posto. Poi mi ricordo che mi parlavano di questo architetto che ha realizzato questo, io lo chiamo Archistar perché il professor Paolo Portoghesi ci ha lasciato, penso, 2 o 3 anni, da poco, ecco, ci ha lasciato appunto da poco, appunto ha realizzato questa cosa, però insomma, quando dice Archistar pensi a Philip Stark, insomma questi. No, in realtà lui e, come dire, mia moglie lo conosceva perché era appena diventato architetto, era appena laureato, quindi chiaramente l'aveva studiato. Quindi mi ricordo che allora, forse anche adesso ancora più o meno, lo skyline era chiaramente no, a Rimini, la parte diciamo bella, la parte quella chiaramente del GH, di Fellini, chiaramente questo albergo che vi invito anche a scoprire in mezzo ai tanti alberghi che ci sono, che è appunto il Savoia, 4 stelle Superior. Non si può andare bene come presentazione, cioè io quindi chiaramente amo Rimini, ma amo anche Savoia, insomma, Savoia perché non c'è una ragione, perché è un nome che va per la maggiore negli alberghi Savoia, cioè ha una sua storia il nome. Nasce come Grand Hotel Ungheria. È una curiosità, perché io sono mezzo ungherese, quindi è una curiosità interessante. Questa era inaspettata, anche perché c'è quello di Venezia, Lido, Bulgaria, che piace tanto a mia moglie, ma penso che forse gli era simpatico il general manager, penso. Però insomma è tutto con mosaico, tutti i Grand Hotel Ungheria sono lungo la costa adriatica, perché erano le destinazioni dell'aristocrazia dell'impero austro-ungarico per passare qualche giorno di vacanza al mare. Nella prima guerra mondiale chiaramente c'era un po' di sentimento nazionalistico, perché chiaramente Italia e Austro-Ungheria erano nemici. Da quel momento lì qualcuno diede fuoco all'albergo Austro-Ungheria, diciamo, quello che si chiama attualmente, e da lì in poi, quando venne ristrutturato e riaperto, gli diedero un nome più nazionalistico, che era Savoia. Ecco. Sì, quindi c'è una storia. C'era, certo. Io sapevo solo delle truppe austro-ungariche di stanza praticamente a Venezia, in zona Treviso, che praticamente bevendo il vino del posto, il raboso, molto come dice il nome, lo allungavano praticamente con lo spritz, così con anche quello che avevano, insomma. Un po' di acqua frizzante. Esatto, quindi era praticamente già lo spritz. Ecco, quindi sarebbe nato così, sulla base di questo vino che in effetti è della zona del Prosecco. Ecco, quindi è il rosso praticamente del Prosecco, quindi io sapevo di questo, sapevo di questa cosa che c'è stata appunto in passato, e quindi bene, perché vi dicevo di Meridian, quindi il gruppo che poi ha fatto parte anche di Starwood, e poi la famiglia Bianchi. Sì, dal 2017. Li abbiamo comprato nel 2017, i miei genitori, da lì dopo abbiamo fatto un po' di investimenti, abbiamo rifatto tutte le camere, abbiamo rifatto tutta la spa, e oggi finalmente possiamo dire... C'era già la spa? C'era già, ma l'abbiamo ingrandita, l'abbiamo rifatta, ci abbiamo puntato davvero molto. Devo dire che inaugurato ottobre dell'anno scorso i risultati si vedono, tutta vista mare, e poi dopo lo proverà. E poi come ultima novità la food court, la Galleria Savoia, terminata da poco, che inaugureremo subito. Galleria Savoia. Food court. Ecco. Food court. Corte del cibo, diciamo. In Europa lo chiamano così. Certo. Quindi bene. Quindi come Dubai, l'aeroporto ce l'abbiamo. Quasi. Ho visto sorvolando Dubai, appunto com'è la situazione là. No? E mi è venuto in mente in effetti Rimini, che l'aeroporto ce l'ha,
E sta un crescendo, attimo. sta Ci crescendo. sarebbe anche Forlì, visto che prima parlavamo di questo, però poi non c'è il mare, ecco, bisogna andare a Milano Marittimo. Qui chiaramente, in effetti, atterri sul mare, è bellissimo, un po' come Ibiza, un'altra, no? Un'altra di quelle mete, in effetti, ormai sono poi anche degli hub, no? Dove tu devi volare chissà dove e passi da Dubai, passi anche da Ibiza, volendo. Mia figlia tornava dal Mozambico e si è fermata, è andata poi non a Mykonos, però no, Mykonos, è andata a Mykonos, ovviamente, perché ha spezzato il volo, ci ha messo un po' di tempo a capire, visto che fa questi viaggi lunghissimi, appunto dall'altro emisfero qua. Io chiaramente avrei fatto anche più tappe, sinceramente. Perché sì, c'è Dubai, poi fai Mykonos e poi dopo c'è sempre Ryanair che ti porta a Bormio. Vabbè, non divaghiamo troppo, rimaniamo sul fatto che il Savoia ha fatto finalmente, io tra l'altro conosco già uno dei ristoranti di questa food court, no? Esatto, food court. Esatto. Sono piombato qua anche perché in effetti, conoscendo il patron, quello che gestisce comunque appunto il ristorante, che è Canzian, lo chef più posizionato nelle guide, qualcuno non se n'è accorto, ma ha più locali nella Villa Michelin, uno slow food, e quindi supera anche, secondo me, anche gli stellati. Gli stellati alla fine sono aperti la sera, legge lui è aperto sempre il pranzo e cena, e quindi conoscevo già quello, che è la proposta appunto più incentrata sul pesce, il vostro appunto ristorante pesce, anche per le mezze pensioni già da qualche anno. Sì. Dal 2017, da quando siamo entrati, ecco. Subito. Abbiamo fatto un'ottima collaborazione fin da subito con loro. Ecco. Allora io sono arrivato tardi stavolta, perché pensavo, perché me ne parlava appunto lo chef a Borgo qua, a Borgo San Giuliano, perché infatti che è anche il nome suo, ecco, sia santo che appunto chef. Mi diceva ti invito in un posto a Rimini presso lo Savoia. Proviamo. Pensavo di non conoscerlo e invece poi mi sono accorto che è il mio albergo del cuore, ecco, come stavamo appunto dicendo, quindi dal 2017 e avanti questa cosa che adesso si amplia. Sì. Possiamo dirlo finalmente. Ecco. Quindi di che è stata l'idea? Allora, l'idea devo dire di mio padre. Orfeo. Mio padre, Orfeo, esatto, che tutti i giorni venendo in albergo vedeva questa galleria sotto chiusa, voleva valorizzarla, voleva anche valorizzare l'albergo e ha detto facciamo entrambe le cose. Prendiamola, integriamola all'albergo esistente e ristrutturiamola tutta e qualche albergo l'avrà visto. Una bella cosa nuova. Qualche albergo l'avrà visto tra l'altro qui siamo al Savoia, ma in realtà c'è un gruppo, un brand vostro di alberghi. Un gruppetto, diciamo, gestiamo 10 strutture al momento e questa è la seconda più grossa, quindi per noi è molto importante, ma soprattutto è a Rimini, che è dove siamo nati. Che l'albergo è la nostra città. Un albergo di proprietà, sì. Mentre degli altri che sono a Bologna sono... sì, Bologna, Modena, Parma, Varese, Sardegna, Svizzera, Venezia. Svizzera dove? In Svizzera, Pontresina, 3-4 km da St. Moritz, lo Schloss Hotel. Io sapevo qualcosa, sapevo qualcosa di un gruppo di Rimini, eccetera, eccetera, che è venuto a calmare Pineta, Milano Marittima, che aveva un posto, penso lì a Pontresina, non so se è sempre quello, che c'è stato un passaggio. C'è stato un passaggio, sì. Esatto. È sempre quello. Cioè voi siete da una parte chiaramente che ha acquisito quello che è rimasto da questa sigla. Sì, adesso... Lo Hotel di Pontresina, che è molto bello. Prima era JSH. Esatto. Passati anche dal Mare Pineta, dove poi abbiamo scoperto che c'era... È vero che loro sono Mare Pineta. Esatto, perché loro sono riusciti a vendere, cioè praticamente a vincere un bando grazie a un preventivo minore. Questa l'ho saputa per vie traverse, non viene ufficializzata da loro ovviamente. Per via traverso sono riusciti a giudicarsi, perché c'era di mezzo il restauro, quindi diciamo gli arredi dei bagni, eccetera, eccetera. Quindi praticamente hanno proposto un prezzo più basso rispetto alla Sala Rodi, che è il proprietario di questo posto, anche quello chiaramente. Io quando sono lì sono in vacanza, quando sono qua già sto lavorando. Ecco.
proprio dalle mie parti. Poi tra l'altro i Salaroli sono forlivesi, adesso poi è il centenario, se posso, poi con loro parlerò anche di voi. Va bene, Così facciamo uno scambio, mettiamo un po' di qua, un po' di là, bene. giusto? Perché la nostra è cronaca, chiaramente, ecco, quindi non siamo sponsorizzati, ecco, quindi facciamo appunto informazione. E quindi bene, il mondo è piccolo, e sì. Quindi il vostro proprio brand, quello che ha più, questo è unico, Savoia Rimini. Savoia fa brand da solo, esatto. E poi invece gli altri fanno parte del... E spesso ci affiliamo delle catene internazionali. Hilton, Meliá, un hotel. Si fa. Il Savoia e lo Slot Hotel di Pontresina sono brand a parte, sono nomi storici. Però prima ho detto un nome. Hilton Garden Inn. No, proprio voi come gruppo. Piazza Hotel. E però c'è una linea che si ripete. Avete almeno 2 alberghi che hanno quello di Bologna e quello di Modena. Sono 2 Hilton Garden Inn. Sono di Hilton. Ecco. Cioè noi ci affiliamo ad Hilton che ci aiuta più supporto nella distribuzione. Certo, anche perché sono i viaggi premium, no? Cioè, quei guadagni dei punti, c'è tutto un meccanismo, anche perché loro hanno bisogno di voi, no? Che siete sul posto, poi confronto loro che sono... Ma loro non gestiscono più alberghi, Hilton, Marriott, loro fanno contratti di franchising con operatori come noi. Esatto, che ci mettono il cuore, no? In un certo senso si adattano meglio, altrimenti c'è l'esatto contrario, che funziona anche quello, dell'attore di Hollywood che gira il mondo sempre con quella compagnia di Chaman, e vado sempre in quella, e praticamente sono uguali, identici, però programmi di quello funziona, ma funziona anche molto questo, e quindi adesso moltissimi diventano double tree, insomma, c'è tutto, sì, diciamo. Sono stato anche recentemente a Brescia, perché a Brescia praticamente non ci sarebbero alberghi se non... Esatto, già lì c'è, facciamo un po' di intrattenimento, ma alla fine informazione. Ci sono, non so se lo fate anche voi, se siete business, se più business o leisure. Alcuni queste leisure, altri sono business. Esatto, chiaramente qui sarebbe anche impossibile non fare leisure, perché là riescono molto bene a leisure, quindi c'è le 2 bottigliette a camminare, con scritto costano 3,50 € l'una. Apre il frigorifero vuoto. Cioè, sono queste cose. C'è il loro standard. Esatto, quindi funziona benissimo, perché poi adesso questo mi hanno mandato a dormire praticamente lì, è un ristorante che sta a Concesio, dove c'è Miramonti l'altro, Stelle Misto, ma c'è anche questo appena entrato nella Villa Misto, un ristorante di pesce, quindi mi ha ospitato lì, io ben felice di prendere contatto con loro, che hanno anche già fatto appunto un'intervista, e dovrò, a quanto sembra, visitarli quasi tutti, perché in effetti poi dicevo con mia moglie, ma alla fine noi siamo nati negli alberghi così, e adesso che negli ultimi anni si è sviluppato il leisure, cioè vai proprio in vacanza, prendi delle ville intere, cioè c'è questa cosa che una volta secondo me non esisteva, almeno qui da noi, ecco, ancora non ho capito che ci fosse questo flusso. Allora parliamo quindi di questa novità, di questi chef Michelin, nel senso che sono anche gli indirizzi solo, il Big Gourmand, ecco, ci sono queste, c'è anche lo Slow Food, la guida più 2000 indirizzi, anche quella chiaramente vale, come del resto chiaramente la prima stella Michelin di un argentino al mondo, perché quando Mariano, adesso poi devo chiedere anche lui se è proprio vero, perché la Michelin in Argentina esiste da poco, forse c'era un ristorante a Londra che era sempre con un argentino, ma penso che sia stato il primo. Ecco, infatti quando è accaduta questa cosa a Boccar 2 Cucine, ho detto Rimini dimostra di essere una città cosmopolita, perché avere sì, anche perché lui mi fece mangiare come ingrediente il mascarpone prima del dessert, fece questo piatto tradizionale della cucina anche nostra italiana, migrata appunto là, perché lui poi il cognome è italiano, esatto, e quindi rimasi molto colpito da questo cuoco, poi amico di questi sudamericani, sono venuti anche qui al Meni, quindi anche quello peruviano che sta in Perù, che forse però di origine argentina, che è quello del Central. Chiaramente poi qui a Rimini hanno avuto occasione di trovarsi, di avere uno che è stato numero 1 50 best straniero non è facile,
cottura chiaramente era di casa, invitarne un altro, ma diciamo Virgilio Martinez in effetti è un bellissimo ricordo, quindi complimenti per la scelta, perché ci sono anche altri stellati, quindi Rimini comunque ha una buona offerta. Sì, poi quest'anno si è aggiunto anche lui al Porto, ottimo lavoro. A Porto che poi è sempre questo Jacopo Ticchi. Non l'ho ancora provato, ma lo proverò volentieri. Quindi bene. Allora, i ristoranti invece che potete trovare qui, quindi venire qui, puoi andare una sera in pizzeria, però c'era la pizza disponibile anche a pranzo. Questo lo vedremo. Vediamo, si vedrà, perché le pizzerie, come del resto la pizzeria scelta, perché è stata scelta una pizzeria qui a Rimini, sì, esatto, per contrastare tutte queste napoletane, diciamo, sinceramente. Io ho appena scritto del numero 1 al mondo da Michele, d'accordo? Quindi, però facciamo anche quella qui un po' più tipica, quella più fellignana, perché delle volte associano Fellini anche all'Ambrusco, quindi invece la pizza di Rimini con questi loro hanno già un ristorante a Rimini che è molto ben posizionato, che si chiama Prima o Poi, o Pop, abbreviativo. Prima, è vero. Prima Pascoli, quindi Prima o Poi o Pop, tutti lo conoscono come Pop. Questo è il pop-up. E qui apriamo un piccolo pop, diciamo, si chiamerà Al Mare Pizzeria. Però Al Mare con l'accento sulla Al Mare con l'accento sulla come dicono Cesenatico. Lui porta la sua esperienza, porta la sua capacità, porta tanti anni davvero che ha maturato nel ristorante da lui, quindi lascia i suoi figli là, che hanno più o meno la mia età, quindi sui 30 anni, gli affida il ristorante e lui si butta in questa nuova avventura con noi. Ci fa un grande piacere perché è un grande professionista. Si divertirà sicuramente, perché avendo il ristorante affacciato sul mare e la pizzeria affacciata sulla via qui Vespucci, che è la via quella dei negozi, quindi lui doppia avventura, perché oltre ad affrontare la pizzeria, che però il suo pane quotidiano, gestirà anche il bistro davanti, che si chiama sempre Al Mare, quindi unico nome per tutti e due i locali, quindi farà anche tanta cucina. Cucina chiaramente improntata anche sulla terra, perché invece ad Amo Rimini, chiaramente per Amo può essere doppio senso, abbiamo qualche cosa che è sempre importante in qualsiasi ristorante, cioè avere anche un piatto vegetariano, un piatto vegano, insomma, per chiaramente soddisfare tutti, ecco, quindi è importante. Sì, Al Mare farà più, diciamo, primi e carne, lavorerà molto la carne, abbiamo preso un ottimo fornitore dell'entroterra che si chiama Contetto, che ci porta la carne già frollata, come la richiedi te la porta, certo. Ottimo. E invece a Rimini appunto fa l'offerta di pesce, quindi due offerte complementari ma non contrastanti. Bene, quindi abbiamo Canziano da una parte col suo executive, Luca Borrelli, e poi abbiamo questo appunto sia pizzaiolo che ristoratore, e la ciliegina sulla torta, lo stavamo appena dicendo, che sta proprio nel mezzo, Mario Guardianelli, che verrà da noi ad aprire questa ottima anche la moglie, no? Tutte e due vengono, via solo lui? Inizia sicuramente lui, poi esatto, perché dopo l'altra metà delle due cucine è quella invece del posto, non italiano, proprio quella dell'unico, tanto per dire. 2 anni. Esatto. Rimini, Argentina, no? Esatto. Quindi bene, no, poi non è finita, perché poi quello che secondo me oggigiorno qualifica un hotel, la dimostrazione, io lo dico adesso, è adesso la San Cassiano, in Alta Badia, l'ex Rosalpina, che aveva un ristorante 3 stelle Michelin, è stato trasformato. Il primo concetto, mi sembra che sia Anju, una cosa del genere, il primo ristorante detto, giapponese del gruppo Aman, in un ristorante che aveva 3 stelle Michelin, il Sant'Ubertus, stessi ambienti. C'è questa proposta che costa dai 400 euro in su. Prima ci erano fermati a 399, adesso lì proseguono, quindi come prezzi 2 stelle Michelin secondo me ci sono già, come dovrebbe essere una grande rivoluzione. Chiaramente qui l'avete già capito e avete... Chiaro. E qui diciamo apriremo anche il nostro sushi brasiliano, Tamachigno, una formula
che va moltissimo a Milano e a Roma, una formula molto giovanile anche. Il giapponese, il tamacchino, mi sembra un po' anche È un brasiliano. misto giapponese e brasiliano. Perché il tama deriva da chigno, chiaramente è portoghese. Il tama penso sia proprio un piatto tipico. Non sono un grande esperto. Esatto. Hanno scelto questa cosa, poi ci informiamo che sono già a Milano, sono già presenti. Questo diciamo è l'unico franchising, diciamo, se vogliamo dire brutalmente così, cioè qui non esiste nulla. Ecco, a Rimini, no, però c'è l'esigenza, in però effetti. Tutti i ristoranti molto belli, molto colorati, funziona anche molto per il bere, una capirosca, una capirigna, molti mangiano un piatto di sushi bevendo un drink. Certo, è una formula molto. Certo, che poi qui c'è anche la spiaggia, che è un attimo, c'è anche la spiaggia, fanno anche le poche per il pranzo, uno la prende da porta in spiaggia. È una cosa molto leggera. Tamacchino. Bene, qui cominciano ad esserci già 4-5 ristoranti, perché c'è anche quello delle colazioni che da qui al primo piano dove siamo noi, quindi quello della spa, ma anche appunto della sala delle colazioni, in realtà poi sarà di fianco al detto che si chiama? Al Mare Bistrò. Sotto dal mare. Dove c'è il mare? Al mare. Sì. Quello di Guardanelli si chiama? Quello di Guardanelli si chiama Manì. Ecco, sotto. Sì, di fianco. Ecco, di fianco, no, perché ho visto uno si affaccia sul mare, uno si affaccia invece qui sulla via, nel mezzo c'è qualcosa. Sì, Manì e Bistrò, diciamo, si affacciano tutte e due sul mare. Poi il Bistrò, prima di pranzo, farà le nostre colazioni. Quindi è al Bistrò, fino a ecco, questo. Ho visto Bad Ragaz, che è questo resort con vari alberghi, però uno è l'Union Hotel of the World, uno è il Chateau, uno SLH, cioè tutti comunicanti, dove praticamente adesso hanno anche il ristorante 3 stelle misto. Quando ci andai io era a 2, ma stava prendendo la 3 stella, e lo chef Sven Basmer praticamente aveva creato anche il bistrò, lo stesso concetto, come fate poi del resto voi qui, e quindi praticamente potevi fare il breakfast e poi, finito il breakfast, sempre il suo concetto, c'era appunto il lunch con questi cocktail. Tra l'altro, una cosa bellissima, perché io avevo un certo numero di bevande, di vini che potevo bere a parte, un 2 per ogni paio, era tutto programmato. Cosa succede? Che mi arrivavano questi cocktail analcolici, perché ho detto no, va benissimo, perché non assumo alcol, ne posso bere quanti ne vuoi, e quindi poi mi spiegarono che praticamente tutto quello che era no alcol era gratis. Non so se questo non lo farete mai, penso. Ma funziona, a livello mondiale funziona, come ultimamente in un altro posto che è in Germania, però sembra quasi in Austria, in Tirolo, che ha 3 chiavi come tipologia Michelin, e il Mao, dove praticamente tu hai un pasto al giorno, Alfbor. Un pasto al giorno. Io mi ricordo, sono arrivato che avevo la cena prenotata, ma non c'era possibilità di fare il pranzo, niente. Il giorno dopo si era sbloccato tutto, perché avevo diritto a un pranzo proprio da... È vero che era solo una notte, però facendo il passaggio da un giorno all'altro... Lo full complimentary mi è capitato solo una volta negli Starwood della Costa Smeralda, quando stavano chiudendo praticamente mi diedero questo full complimentary, e poi scoprì qualche giorno dopo che avevano venduto tutto a questo nababbo. Era un albergatore che aveva acquistato tutto, evidentemente dovevano far quadrare un po' tutti i conti, e quindi io andavo al ristorante, chiaramente non c'erano questi conti lunghissimi, e dice, perché io ero un po' preoccupato, e dice no, si preoccupi, è una full complimentary. Non l'abbiamo mai vista nessuno. Uno dei clienti che ho incontrato è Paolo Conte, che chiaramente in un posto del genere c'è Paolo Conte, tu chiaramente, nel mio caso, sono un fan, chiaramente dovevi farlo indifferente. Pensavamo che la moglie fosse l'amante, in realtà era proprio la sua moglie, donna bellissima. E quindi bene, quindi abbiamo detto tutto, vi possiamo salutare, manca qualcosa? Abbiamo detto più o meno tutto, abbiamo elencato penso tutti e 5. Io direi che chiaramente, anche per tranquillizzare i riminesi,
Qui l'albergo è aperto tutto l'anno, quindi c'è un movimento, un'occupazione molto alta, che ha delle percentuali che si possono dire. Facciamo un'occupazione del 70% annuale. Ecco, quindi non solo l'estate, perché l'estate immagino se fosse solo l'estate. Noi facciamo qui un albergo di riferimento anche per tutto il mondo mais, convegni anche di aziende, Cesena, Forlì, Bologna, Veneto. Certo. Poi ci sono le fiere a Rimini, c'è Palacongressi. Certe fiere vengono ad alloggiare anche dalle mie parti, ma anche viceversa. È una città dove alla fine c'è sempre qualcosa. Esatto. Tanti la sottovalutano, ma c'è sempre qualcuno. E noi chiaramente siamo felici di ospitarli. Bene, non so, c'è un piatto, qualcosa che, visto che voi siete comunque i proprietari, no, di tutta questa operazione e tutti questi gestiscono, quindi no? Voi avete messo a disposizione, quindi questi lavorano anche più liberamente, quindi Guardianelli non ha dovuto investire in arredamento, ecco, diciamo, quello abbiamo fatto il concept, l'arredamento, l'idea, paga tutto il Savoia, noi, esatto. E quindi questi ci mettono chiaramente il loro professionalità. Ma avete detto così, però devi fare quel piatto, perché chi è lo chef? Lo chef è quello che comanda, no? A livello internazionale, è breve come nome, però è quello che magari non cucina neanche, mi dice, però devi fare clausola, c'è un piatto che ci deve essere comunque, non so, a Morimini ci dovrà essere un piatto a Morimini che chiaramente non può mancare, perché la proprietà chiaramente storcerebbe il naso. A me piace tanto la grigliata nostra dell'Adriatico. Pesce solo locale, quella chiaramente la fanno, non c'è stato nessun problema, immagino. Sempre buonissima. Invece come pizza, ad esempio? Come pizze devo dire che stiamo facendo un po' di assaggi, perché loro hanno un impasto cosiddetto lievitato da 48 ore in su, fanno grandi lavorazioni, grandi farine, ma d'altro ho avuto modo di assaggiare quella con zucca, pancetta, funghi e scaglie di parmigiano, davvero buono. La consiglio. Io ricordo quando prendevo la prosciutto, funghi, salsiccia, è stato per un periodo, ultimamente marinara. La fanno anche la marinara, ma quello ci deve essere, anche perché ormai la marinara è diventata anche la più costosa, perché con tutti i tipi di pomodoro che ci sono, chiaramente dopo gli extra, una cosa e l'altra. Anche qui fanno qualcosa col pomodorino giallo. Può essere quella meno cara, più cara, e tra l'altro vuol stare leggero. È appunto l'ideale. Grande attenzione al prodotto. Quindi al bar invece, come colazioni, come al bar devo dire i lievitati saranno quindi, perché poi li utilizzate anche per il breakfast. Assolutamente sì, lui farà anche la produzione per noi, per tutta la nostra clientela che farà colazione da noi. Quindi c'è anche questo doppio vantaggio che penso sia molto molto importante. Perché poi sarà come il pane della Boccardo. Lui farà anche un po' di pane, sì. Lui si focalizza molto, ma farà anche spianate, toast, farà anche la parte del mondo salato, diciamo. Però si impegnerà tantissimo. Si può specificare chiaramente anche lì con dei tapas. Sì, assolutamente, farà brioche davvero. Ecco, quindi è proprio il croissant. Il croissant vero e proprio. Ecco, esatto. Perché quella è sempre la prova appunto del 9. E quindi mentre invece questi sono gli ultimi giorni in cui sarete qui, fino al 9 aprile. Poi dal 9 aprile noi inaugureremo sotto e sarà tutto dopo aperto. ok. Siete già pronti? Sì, prontissimi. Ecco, quindi adesso io per esempio che sono qui e sarò qui anche domani mattina, quindi cosa mi attende? C'è già una certa scelta di croissanterie? Domani mattina continuiamo fino al 9, continuiamo come abbiamo sempre fatto, le paracolazioni qui al primo piano. Queste sono le bustine personalizzate, fronte retro. Con una bella vista mare, paracolazione, buffet. Scelta, dolce, salato, buffet. Assolutamente. Poi vedo che adesso poi tornerà da noi per assaggiare le cose di Mariano dopo. Certo, sì. Quindi il breakfast con i suoi appunto prodotti, perché chiaramente il servizio poi sarà sempre affidato chiaramente alla vostra equipe, anche se poi adesso io entro, lei può rispondere se vuole,
nel senso che poi in generale tutto il personale, le persone che lavoreranno, oltre chiaramente a questi manager, sono tutti direttamente nostri. Esatto, quindi vengono scelti magari da loro, come poi succede negli alberghi, è una cosa normalissima. Nostra, inquadramento nostro, certo. però alla fine vengono coordinati e gestiti, prendono gli ordini da questi manager. Esatto. E questo è quello che normalmente accade in tutto il mondo. È chiaro che qui in Romagna insomma è una cosa un po' nuova, nonostante siamo una realtà hoteliera chiaramente nella Riviera Adriatica, insomma gigantesca, però si limita appunto per pochi mesi, a quelle poche settimane, ecco, perché poi io ricordo i riminesi li incontravo in giro per il mondo, in Thailandia, quindi 9 mesi appunto in giro non stop, per poi appunto rientrare, quindi vi salutiamo qui da Rimini, dal Savoia.